Chi sarà il candidato sindaco? Maroni scioglierà i dubbi. Alla fine sarà Gentilini o Caner? Interrogativi che hanno tenuto banco durante la serata al Teatro Eden, ai quali però nessuno ha voluto dare risposta, tutti pronti piuttosto a negare, a smentire qualsiasi indiscrezione. Qua ci sono i nomi dei candidati? Dei vari consiglieri, fino al candidato sindaco non c'è ancora, non è stato ancora deciso. No, sono tutti gli amministratori della provincia. Diplomatici e misurati nelle risposte anche i Delfini di Gentilini, Giuseppe Basso, Sandro Zampese e Enrico Chinellato, nelle ultime settimane indicati come possibili candidati. Uno dei Delfini. Delfini, io sono un pretoriano di Gentilini. Giocatevela. No, noi siamo amici da sempre, siamo pretoriani di Gentilini e siamo funzionali al progetto della Lega. Innanzitutto prima c'è lui, da sempre, questo lo sappiamo da sempre, poi si vedrà. Il terzo Delfino. Eccoci qua, il terzo Delfino, sì. Allora a chi tocca? Lo scopriremo, sarà la circoscrizione di Treviso in collaborazione con la segreteria provinciale e nazionale a sciogliere le riserve tra un po' di tempo. Quindi 3 Delfini contro Caner? Assolutamente no, siamo 4 Delfini con Federico, allora no, non c'è nessun problema, l'unica cosa certa e oggettiva è Giancarlo Gentilini. È poi il turno di Federico Caner, vice di Maroni, consigliere regionale, l'uomo al momento più accreditato a rappresentare il Carroccio alle prossime amministrative. Caner, scusa, bocciato? No, assolutamente non bocciato, anzi Gentilini ha fatto un grandissimo complimento al sottoscritto, ha detto che secondo lui dovrei fare qualcosa a suo modo di vedere di più importante e quindi dovrei andare a Roma, quindi io lo prendo assolutamente come un complimento, anche perché conoscendo Giancarlo e sapendo quanto bene mi vuole assolutamente non è una bocciatura e forse c'ha anche ragione. Se Gentilini vuole ricandidarsi la Lega è con lui, la circoscrizione di Treviso ma anche il sottoscritto. Invertiamo, Caner vice di Gentilini, si può fare o no? Beh, questo lo vedo più difficile. Quando poi arriva Gentilini, microfoni e telecamere sono tutte per lui, ma il vice sindaco non cede alle provocazioni. Incoronazione stasera, no? Non c'è nessuna incoronazione, non c'è nessun re, siamo tutti leghisti e vedremo in seguito. Io non accetto poi ordini dall'alto, sono io che decido a Treviso, sia chiaro. Alla fine lo ribadisce anche Maroni che la decisione sarà presa solo a Treviso, anche se il segretario non manca di esprimere tutta la sua stima nei confronti dello sceriffo. Se fosse il candidato secondo me stravincerebbe. Sono un suo fan, però ripeto non decido io.